Queste persone ci hanno messo il cuore per questa città e noi da quest'estate che siamo in mezzo alle strade a raccogliere le vostre idee, vogliamo continuare ad avere questo approccio con la città di Gela. Negli ultimi tempi molte decisioni importanti sono state prese senza consultare gli ordini professionali, senza consultare noi cittadini, il destino di un territorio senza consultare chi è che lo vive, senza consultare chi è che li ha mandati là dentro. Hanno sentito quello che gli hanno imposto le segreterie dei partiti. E che ne sanno le segreterie dei partiti cosa serve a Gela? Lo sanno solo i cittadini, è per questo che noi daremo conto solo ai cittadini. Il voto è nostro, è un nostro diritto ed è importantissimo. In questi giorni io sono stato in giro e mi è successo un fatto che mi ha fatto riflettere parecchio. Una donna sola, madre di 3 figli, all'inizio non voleva parlare, poi mi ha confidato che è senza lavoro e ha paura di chiedere aiuto all'amministrazione perché se no gli tolgono i 3 bambini che ha. E se ci pensate bene, lo sapete, è vero, appena sanno una cosa del genere i servizi sociali, quei 3 bambini vengono presi e vengono messi all'interno di una struttura. Ogni bambino costa 3.000 euro al mese alla collettività, 9.000 euro per distruggere una famiglia e per distruggere una madre. Ma se prendo questa signora, gli faccio fare un lavoro socialmente utile, gli do 1.000 euro, se riesce a portare avanti 3 bambini e una casa in modo dignitoso senza reddito, ma con 1.000 euro cosa mi fa? Bene, gli do 1.000 euro, mi faccio un lavoro per la collettività e risparmio 8.000 euro, invece i soldi mi buttano! E questi soldi vanno a finire a quelle case famiglie che molte volte sono gestite in modo strano, dove sfruttano i lavoratori e ingrassano qualcuno che per giunta si va a mettere in politica. Qua praticamente ci rendiamo conto che a livello sociale c'è il nulla, c'è solo la speculazione, ci sono delle strutture private che crescono, che si ingrassano, che sperperano risorse e la città che soffre. Una struttura per il volontariato che si trova in un solo posto della città, dove praticamente i volontari parlano fra di loro. È come dire che c'è un panettiere che si fa il pane fra i panettieri. Ci sono dal 2006 milioni di euro, quasi 100 milioni di euro per fare interventi sulla nostra città. Sono dal 2006 finanziamenti del CIPE per fare il canale fognario di via Venezia e me lo spostano al 2023. Mi lasciano una città senza fogna fino al 2023. Io da sindaco me ne vado in prefettura e vediamo se non lo devono fare subito. Un budello veicolare nauseabondo che è al limite dell'inverosimile e pretendiamo di chiamarlo centro commerciale naturale. Bene, invito tutti ad andare sul web a cercare il centro commerciale naturale che c'è a Francoforte in Germania e vi rendete conto delle differenze sostanziali tra una città evoluta e una città che è al degrado. Rifiuti, illuminazione pubblica, mobilità. Questi servizi ad oggi non possono essere più appaltati con contratti pluriennali dove il comune non riesce più a capire cosa sta risparmiando e cosa sta pagando. Un esempio banale, i rifiuti. I rifiuti, come diceva Messinese, sono una risorsa. Come fanno a diventare una risorsa? L'umido che noi differenziamo a casa è energia. Allo stato attuale un investitore terzo, che potrebbe essere l'attuale gestore del servizio dei rifiuti come un'impresa terza, con i normali contratti di servizio energia si fa carico dell'investimento, quindi libera il comune da eventuali rischi finanziari e va a guadagnare sui risparmi condivisi. Stiamo parlando di un investimento dell'ordine di 6 milioni di euro che si ripaga in 2 anni, perché quel tipo di gestione del servizio rifiuti con la produzione di energia da biogas, perché fondamentalmente il rifiuto umido non è altro che biogas che viene trasformato in energia elettrica, produce un guadagno di 3 milioni di euro l'anno. Quindi vi rendete conto come diventa semplice per un comune, senza avere sborso finanziario, risolvere il problema dei rifiuti.
L'illuminazione pubblica è il punto di accesso per la comunicazione con il mondo. Ogni palo della luce diventa un sistema di monitoraggio della salute dei cittadini, della qualità dell'aria, della qualità del rumore, del tipo di rumore a cui siamo sottoposti, ma diventa anche un sistema di monitoraggio per la sicurezza della città. Un servizio energia dove un investitore terzo con un investimento di 6 milioni di euro, quindi non 40 milioni di euro, di 6 milioni di euro, riesce a produrre per le casse del comune un risparmio di 1 milione di euro l'anno, con i dovuti guadagni già calcolati per l'impresa terza che fa il finanziamento. Quindi di nuovo, nessun rischio finanziario per il comune, guadagni condivisi. Se io società che faccio l'investimento sbaglio a fare i miei calcoli, sbaglio a fare l'investimento, me lo piango da me. Il comune è libero da ogni rischio. La necessità che ha il mondo di avere un approdo nel Mediterraneo, non lo dico io, lo dice il Mise, che necessitano degli approdi per infrastrutture portuali, per il commercio. Lo dice l'Europa, nel Mediterraneo il PIL non cresce perché servono infrastrutture portuali. Noi abbiamo la più grande autostrada del mondo qua davanti e non la usiamo, la più grande rotta di mercantile al mondo. Andremo a riaprire il tavolo col Ministero, non con l'ENI. Noi con l'ENI ci parliamo alla pari, non siamo sudditi. Dove prendiamo i soldi? I soldi li prendiamo dai mercati internazionali. Allo stato attuale ci sono diversi attori internazionali, fondamentalmente sono il governo degli Stati Uniti, gli Emirati, il governo cinese, la comunità europea, che mettono a disposizione un totale di 800 miliardi di euro per colmare il deficit infrastrutturale, così lo trovate scritto su tutti i documenti ufficiali, del Mediterraneo, che in questo momento sta limitando il commercio, che solo per quello che riguarda Stati Uniti, Nord Africa, Cina, pesa 390 miliardi di dollari l'anno. E noi abbiamo 390 miliardi di dollari l'anno che ci passano di fronte a casa e saremo in grado di prenderceli. Come? Semplicemente facendo pressione sul governo per ottenere non il protocollo ENI, per ottenere non l'area di crisi complessa, ma per ottenere una legge obiettivo, una legge specifica per il territorio sulla base di quello che hanno dichiarato, così come è stato fatto per Taranto, una legge specifica che riporti Gela alla centralità che aveva 50 anni fa quando hanno deciso di portare la raffineria, che aveva molti anni prima quando era il centro di snodo del commercio del Mediterraneo. Ritorneremo a essere grandi perché ce lo chiedono i mercati, non perché lo pensiamo noi. Parliamo di poter andare a creare sviluppo vero e duraturo per lungo tempo. Significa tutelare la metalmeccanica di Gela, significa tutelare tutte le ditte di trasporto di Gela, significa rimettere Gela al centro della Sicilia, al centro del mondo, ed è questo che noi vogliamo fare. Vi voglio raccontare dell'IMU agricola. Questa tassa viene imposta per coprire un gap della mala politica, un buco lasciato dalla mala politica, e mi riferisco ai famosi 80 euro e ci siamo ritrovati subito dopo, quindi fino a qualche mese fa, con avere un buco. E allora cosa ha fatto Renzi? Ha deciso di tassare i cittadini, quindi da una parte dà 80 euro a una fascia soltanto della popolazione, dall'altra parte tassa gli agricoltori che tra la nostra viabilità che frana, che crolla, che è sempre in dissesto, tra tutte le agevolazioni che in quest'anno verranno a mancare, sono già stati ampiamente colpiti. Come Movimento 5 Stelle avevamo nel nostro programma elettorale l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e quindi abbiamo ritenuto doveroso verso gli agricoltori anche batterci per l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli. In relazione all'IMU agricola vi voglio parlare di quello che è la differenza tra un sindaco 5 Stelle e un sindaco non 5 Stelle. Io sono stata invitata da sindaci anche del PD, di Nuovo Centrodestra, che cercavano in noi un interlocutore per protestare contro l'IMU agricola, e loro facevano delle manifestazioni, dicevano adesso vado in prefettura e lascio la fascia. Quando le facevano? Quando già l'IMU era diventata legge. Il nostro sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, ci ha invece avvisati già
quando si iniziava a avvicinare lo spettro dell'IMU, tanto che noi come gruppo, come Movimento 5 Stelle siamo stati i primi a intervenire. Picitto, che appunto da buon amministratore sta attento a quello che accade nel suo comune, ci ha segnalato questo problema, si è attivato subito e adesso sì che ha il diritto di protestare, e da buon sindaco 5 Stelle sta cercando di ridurre tutti gli sprechi del suo bilancio comunale per agevolare poi i cittadini, perché risparmiando delle somme da altre voci si possono ridurre le aliquote delle imposte comunali e come è stato nel caso della Tasi o della Tari l'anno scorso, addirittura permettere a quei cittadini di non pagarle. Quindi volevo sottolineare anche con voi la differenza tra un sindaco che ha a cuore quella che è la sua comunità con altri sindaci che invece aspettano che prima le cose vengano fatte e dopo fanno una finta protesta soltanto di facciata. Impariamo a conoscere chi è che dobbiamo andare a votare e a conoscere quando quella manifestazione è soltanto un modo per prenderci ancora una volta in giro e quando invece quelle azioni vengono fatte per tutelare la nostra comunità. Grazie. Io intanto vi ringrazio perché avete dimostrato di essere cittadini liberi, onesti e forti, e quindi lasciatemelo dire, se noi vinceremo, noi non vinceremo perché avremo un voto in più, noi non vinceremo perché avremo più parenti in grado di darci voti, perché noi non ci facciamo votare dai parenti. Sono sceso, ho visto un manifesto elettorale, non so quante liste. Ormai c'è la gara ad essere candidato, ma perché? Domandiamocelo, non per scelta, semplicemente perché ti viene imposto, perché tu magari sei il presidente della cooperativa, oppure sei il socio della bocciofila, oppure c'hai le chiavi del circolo per gli anziani e grazie alla tua presenza in lista bisogna prendere voti. 2 giorni fa un leader di plastica, un leader televisivo, un leader che è famoso per le sue cene eleganti ad Arcore, immagino che chissà quante donne avranno voluto partecipare a queste cene, peccato non averlo potuto fare. Un leader televisivo è andato in una importante trasmissione da Fazio e lì da Fazio ha attaccato il Movimento 5 Stelle sostenendo che sia merito suo se il movimento adesso non rappresenta più alcun pericolo. Benissimo. Io ricordo a tutti che se l'ex cavaliere Silvio Berlusconi non siede più in Senato è certamente merito del Movimento 5 Stelle, perché fosse stato per il Partito Democratico, cioè per il miglior alleato di Silvio Berlusconi in questi decenni, Silvio Berlusconi avrebbe continuato tranquillamente a ogni tanto visitare Palazzo Madama, perché lui ci degnava della sua presenza solo e soltanto quando bisognava difendere qualcuno degli suoi indifendibili, uno su tutti Angelino Alfano, che voi conoscerete assai bene perché rappresenta un motivo di vanto per la città di Agrigento, perché ci sono tanti motivi per vantarsi di Angelino Alfano, una persona che ha detenuto il Ministero degli Interni con grandissima efficacia, facendoci ogni giorno di più sapere che siamo al sicuro, facendoci ogni giorno di più essere orgogliosi di essere italiani e di essere siciliani, semplicemente perché quando lo si sente o lo si vede intervenire in Senato oppure alla Camera ci si domanda tanto dell'intelligenza dei siciliani. Una virtù che deve essere richiesta al politico deve essere la coerenza, deve essere la capacità di far seguire alle parole i fatti. E allora quante promesse sono state, magari anche da questo palco, rivolte al popolo di Gela, al popolo siciliano, da chi oggi guida la regione Sicilia.
La Sicilia nel 1945, quindi a guerra finita, produceva un ottavo del prodotto interno lordo italiano, un ottavo. Adesso, questi sono dati che potete trovare tranquillamente sui siti Istat, la Sicilia non riesce a raggiungere un 18° del PIL italiano. Adesso tocca a tutti quanti noi, perché quando si entrerà in comune si farà bilancio partecipato, si farà diretta streaming non soltanto delle sedute del Consiglio Comunale, ma delle sedute finanche delle commissioni consigliari, quelle per cui Gettonopoli è diventato argomento di risa per tutta Italia, perché siamo riusciti, come al solito, fatta la legge, trovato l'inganno, a concedere ai ladri della politica partitocratica il solito modo con cui arraffare soldi, perché quelli, se fanno politica, la fanno solo e soltanto per i soldi. Io li voglio semplicemente mandare a lavorare. Però che sia chiaro, perché una cosa è il lavoro di concetto, è il lavoro dietro una scrivania, un'altra cosa significa lavorare per esempio in agricoltura, alzarsi alle 4 di mattina e alle 4:30 essere sui campi, prima che il sole sia alto. Noi non siamo la politica della partitocrazia, noi siamo la politica, sì, con orgoglio dell'onestà, siamo la politica, sì, con orgoglio della trasparenza, siamo la politica, sì, della cittadinanza. E allora, scusatemi, adesso vi voglio lasciare con Nunzia Catalfo, perché Nunzia è la prima firmataria del nostro disegno di legge che vuole istituire il reddito di cittadinanza, e che chi vi vuole mantenere, chi ci vuole mantenere in una condizione di sudditanza, quella sudditanza feudale che era ancora qui ai tempi dei baroni e dei duchi e dei marchesi, non può permettersi, perché se noi recuperiamo libertà, diritti e consapevolezza degli stessi, certa gente andrà a lavorare. Il reddito di cittadinanza è un reddito che c'è in tutta Europa, c'è in Danimarca, in Francia, in Germania, in Austria, manca solo in Italia e in Grecia. Noi questo reddito di cittadinanza l'avevamo messo come primo punto del nostro programma prima di presentarci, e nel corso della campagna elettorale che abbiamo fatto per le politiche del 2013, e in modo coerente e costante l'abbiamo portato avanti in Parlamento. Abbiamo scritto, redatto un disegno di legge di ben 20 articoli molto complessi, che disegnano un disegno di legge serio per l'Italia e per il popolo italiano. A che cosa serve il reddito di cittadinanza? Nicola l'ha detto bene e noi siciliani lo capiamo ancora meglio. Serve, prima cosa, a dare dignità a tutti, e questo è sancito nella Costituzione italiana. Seconda cosa, serve a toglierci dal ricatto del lavoro, e tutti noi siciliani sappiamo cosa si deve fare in Sicilia per trovare lavoro. Dobbiamo trovare un indicatore che ci dica che la soglia di povertà è quella. E allora, per trovare questa soglia di povertà, che sono 780 euro al mese per ogni individuo singolo che vive da solo, e poi c'è una scala a seconda dei componenti del nucleo familiare, noi ci siamo rifatti sia all'Istat, che è l'Istituto Nazionale di Statistica, agli studi dell'Istat e agli studi dell'Eurostat, oltre che alla risoluzione del Parlamento europeo. Abbiamo trovato le coperture, il reddito costa 15 miliardi di euro e si può fare. Ci siamo battuti per 2 anni, 50.000 persone, giorno 9 maggio, sono partite da Perugia e sono arrivate ad Assisi a piedi per dimostrare, hanno fatto 30 km per dimostrare che noi questa cosa la vogliamo. E da allora, da quel giorno, il reddito di cittadinanza è diventato dibattito, al centro del dibattito nazionale.
io sono siciliana e quindi per me questa è la mia missione, quindi io non mollo fino a che questa proposta di legge non viene approvata. E io da Roma vengo qui e scopro che vi hanno lasciato in eredità, forse a noi del Movimento 5 Stelle, se dobbiamo amministrare questa città, la città di Gela, 10 milioni di buco. La Procura della Corte dei Conti ha stabilito che vi hanno lasciato 10 milioni di buco. 1400 commissioni in un anno, sono 4 commissioni al giorno, sabati, domeniche, Natale, Pasqua comprese, per 450.000 euro nelle loro tasche. E allora non andiamo a votare il Movimento 5 Stelle, diamo continuità a questa mangiatoia comunale, perché noi qui siamo la discontinuità e voi siete pericolosi perché cospirate, siete informati, mentre questi sì che si ingrassano, questi sì che sono delle caste, questi sì che hanno le lobby dietro. Noi non abbiamo nessuna lobby, abbiamo solo la nostra forza, la nostra santa pazienza, perché le nostre donne sanno quanta santa pazienza ci mettete voi, e se andiamo al ballottaggio sono cazzi loro. Io ringrazio chi è che ci è venuto a trovare, senatore Morra, Nunzia Catalfo, Massimo Baroni, Azzurra Cancelleri. Io vi vorrei ricordare che giovedì alle 18 ci verrà a trovare l'onorevole Giarrusso, saremo in piazza Roma alle 18, e invece ricordo sempre Di Battista, ci troviamo alle ore 15 di venerdì in Villa Comunale, invece la sera alle 20 tutti qua in piazza a fare casino. Ciao a tutti, grazie!